Stremati, senza stipendio, senza soldi, i lavoratori della formazione professionale siciliana sono allo stremo e oggi il tentativo di gesto estremo da parte di un ex dipendente dell'ente di formazione professionale IAL, che appunto ha tentato di darsi fuoco davanti all'assessorato in via Regione Siciliana a Palermo. Fermato dalle forze dell'ordine quando il peggio sembrava evitato, l'uomo è riuscito a scavalcare le inferriate ed è salito sul tetto minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri 118 e vigili del fuoco. L'uomo ha interrotto la propria protesta soltanto quando una delegazione di manifestanti è stata ricevuta in assessorato. Una situazione che si va complicando giorno dopo giorno con tantissime persone in attesa di uno stipendio e il lavoro che vacilla. Ha da 15 mesi che non prendiamo stipendio e così non possiamo più andare avanti praticamente. Noi dobbiamo ancora ricevere soldi dal 2010, nuove mensilità del 2013 più la 13ª e una mensilità del 2014 più la cassa integrazione, che siamo in cassa integrazione dal 27 gennaio 2014, ma non c'è ancora accordo Stato e Regione, di conseguenza non sappiamo se mai percepiremo la cassa integrazione. Noi siamo dello IAL CISL e siamo 580, noi praticamente siamo ostaggio di enti e amministrazione regionale e del Presidente Crocetta. Loro hanno le loro beghe e noi siamo nel mezzo e subiamo praticamente tutto quello che è i loro problemi, perché il nostro ente è stato tolto l'accreditamento, poi sembra che ci sia stato dato e comunque a noi manca la seconda annualità dell'avviso 20 praticamente, perché essendo senza accreditamento non ci è stato dato nemmeno una lira.